contropiede perché eravamo a prendere un caffè, eravamo un pochino distratti, tranquilli. No, Giorgio Consolini, ci vuole fare l'onore di cantarci una canzone? Sono venuto apposta. Allora, gentilmente ci segue. Oddio, è meglio che segue la Viviana. Scusa, Elisabetta. Ascolta, non mi dire niente. Non quelle dire... cose lì vorrei farle da solo. Infatti, ecco, io lo allora lascio vengo. solo. Ci fermiamo qua, che va bene? Intanto Sì. ti dirò che io sono un ammiratore. Anch'io sono Sì, un'ammiratrice. anch'io sono un'ammiratrice. Di Consolini. Quando- Tu sei Elisabetta, un'ammiratrice. però- Hai fatto un'operetta. Perché mi tu. gira la Eri schiena, alla signor fine Giorgio? Lo sei tu che sei andato dietro, non ti aggiorno più. Stavo dicendo una cosa, prima abbiamo detto che siamo nel mese di maggio, la signora Nilla ha detto il mese delle rose, il mese dei Certo, fiori, certo. però non solo, il mese di maggio che è il mese della mamma, giusto? Si dice così, è vero. stavo per dire una tragedia, no? È una tradizione. È importante No, ma lui- questo, Mi veniva Scusi. di dire una tragedia. Come? Ma non è microfonato? Io ho il microfonino. Ah no, cantare. poi questo serve Quello per cantare, serve per cantare. quello- Allora vogliamo fare un piccolo, proprio 10 secondi, un omaggio alle mamme, dai. Posso avvicinarmi al maestro? Puoi rimanere anche qui se No, vuoi. no, vado là vicino a lui. Va bene, allora, vada vicino... Perché è tanto che non lo vedo, è una delle più belle voci del mondo. Ha cantato quel pezzettino di Nascere male. Vai, Non lo fare mai più! non lo fare mai più. Vai, il pezzettino delle mamme, dai, vai. Facciamo un pezzettino? Vai. Sì. E gli anni. Facciamo Gli anni passano, mi crescono, le mamme impiantano, ma mai fiorirà la loro beltà. Sono tutte belle le mamme del mondo, ma soprattutto più bella tu sei, tu che m'hai dato il tuo bene profondo, e sei la mamma dei bimbi. bravi. Io non ho capito perché. È un maestro lui, Sì, certo. Grande maestro. Grazie. Giorgio, ma perché le mamme imbiancano i papà no? Me lo sono sempre domandato. Ma anche Te lo i papà posso dire, è imbiancano. triste quello che dico, perché i papà muoiono prima. Ah, Non fanno in tempo a imbiancare. Bene, che se allora ne vanno. io direi Giorgio di andare subito con una canzone bellissima che tu hai portato oggi, che come si intitola la canzone di Giorgio? come si- Voce di strada. È una canzone nuova? Sì, è stata nuova. È stata una È stata canzone nuova tanti anni fa, molti che non dico neanche quanti, però era una canzone per gli innamorati. Ah, beh. Ah, Con un ritmo logico, con una... La mia non sarà una grande voce, ma rende le parole. Il Allora titolo è Voce di allora ce la strada. vogliamo ascoltare, Allora- la bellissima voce di Giorgio. Voce di strada è il titolo ufficiale. Sì. Invece noi la chiamavamo Serenata a Maria. Anche il nome Maria. Qua nessuno più chiama i figli adesso. È Maria. vero, chiamano Ricky, Tony. Magari la cagnina Comunque- la chiamano Maria, ma Noi adesso andiamo con questa bella canzone di Giorgio Consolini. Arriva questo brano, è un lento, Scusi, una se via lei di ha un figlio mezzo. che lo chiama Ricky, Aspetta, lo siamo- chiama Maria, è un Marcello, io venga come perché lei ha dei problemi. Siamo Scusi, già- uno che chiama allora- Ricky, lo chiama Maria, cioè lei ha dei problemi. Faccia cantare. Regia, vada con questa canzone che ci fa finire. Ma per favore. Ogni strada della contrada canta stanotte con me. Eccezionale Giorgio Consolini. Lo ritroveremo subito ed ora un attimo gli appuntamenti.